Nel cuore di Sesto al Reghena sorge l'abbazia benedettina di Santa Maria in Silvis, una delle più importanti istituzioni monastiche del Friuli Venezia Giulia. Uno scrigno di tesori, dove ogni pietra ne rievoca il glorioso passato. Una storia che affonda le sue radici in epoca longobarda. Un'alternanza di invasioni, distruzione e rinascita. Grazie a potenti abbati che ne hanno fatto un centro di autorità religiosa e civile. E ancora oggi quei momenti li ritroviamo nelle scene cavalleresche, negli affreschi giotteschi, nel paradiso e l'inferno, nell'albero della vita. In un attimo la bellezza è ovunque. I gioielli dell'abbazia si svelano nella cripta. Il pathos della madre che tra le sue braccia stringe un Gesù Cristo ormai senza vita. L'annunciazione trecentesca, dove le figure dell'Arcangelo Gabriele e della Vergine si stagliano su un paesaggio sestense. Infine, i resti di Sant'Anastasia, eterna nella sua urna fiorita. Gli scrigni di bellezza sono intorno a noi, basta scoprirli. Giornate FAI di primavera, 25 e 26 marzo 2017.